Buonasera, ben chiatats con Gnovis. L'aumento dei prezzi dalle energie al continua a creare problemi alle famiglie e alle imprese e come le conseguenze si fanno sentire anche dalle pubbliche amministrazioni. Il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, ha dato ordine di distudare le lus dai monumenti simbolo della città a scominciare dal Cistiel. È un modo per sensibilizzare il governo a fare alla comunità. Intanto, col crescere dai prezzi dai carburanti, al cresce anche il malstar dagli automobilisti e dai benzinari, che avviano la clientela là a cercare prezzi più convenienti di là dal confine, in Austria e in Slovenia. Dos importanti misure finanziarie sono state presentate in prima commissione consigliare. Non si è presente l'assessore regionale Barbara Zilli. E vi portate all'attenzione dal Consiglio regionale due disegni di legge importanti per sostenere la competitività dei nostri territori, in particolare il disegno di legge che destina 30 milioni di euro a supporto da programmazione europea per rendere sempre più competitivi le nostre imprese e anche i nostri territori regionali. In una programmazione europea che stenta in chiamò per via del Covid a partire e che non investitiva in voi di rendere operative il prima possibile. E quindi emettiamo 30 milioni di euro dal bilancio regionale per sostenere le nostre realtà produttive e nodome da regione. E dopo vi portate all'attenzione anche FVG Plus, CESAL, una nuova società interamente in-house, gestita e controllata da regione, che ha la funzione di rendere operativo tutto il sistema di agevolazioni che sono dati da banchi pubblici, in particolare di cercare restare di banchi e medio credit. Al cale il numero dei positivi, ma resta sempre al che il dai muarts. Alecce calzalte fur sull'ande dalla pandemia di Covid-19 dal bolletin regionale, che al segnale che sono 2.779 i nuovi casi di infezione in Friuli, Vignesi e Giulie in 24 ore. 81 i casi venus fur in tal sistema sanitario regionale, 61 invece che dagli ospiti e dai lavoratori dagli schiasi di ricovero per anziani, 15 muarts di Chesc, un uomo di 62 anni di Gorizia e un di 63 di Remanzas, 40 i pazienti dagli terapie intensivi regionali con 455 ricoverati dagli altri aris medicis. Anche un attacco Novax in regione, che stavolta però a Trieste. Il movimento dalla W Rosse alla chiapà di smire il Dipartimento di Prevenzione Asugi dalla capitale regionale, con scrizzis fur dal centro dove che si fanno i tampons e sono un furgone di pronti intervento. I bimbi non si toccano e nazi pass li do scrittis con tanto di stramboloz grammaticai fatti svie parlagnot. Frasi da Jenar a ieri insaltati sfur anche devan di dos quellis dalla città. Si sono sierati l'investigazione dalla maxi operazione dalla direzione distrettuale antimafia di Trieste sul traffico di scovaccis trasferiti in maniera illecite dal Friuli al Veneto e anche in qualche stato dall'Europa orientale. Al centro dell'investigazione, portate in denanda ai carabinieri dal Noe di Udin, une aziende di Mania e altri sossurs. Gli investigatori avessi inchiatato fur irregolarità dalla gestione dagli scovacis in una età di 4 anni, dal 2017 al 2020, la distante al smaltimento che ai trattamenti massime che dal compost doprat pal coltà i chiams. 20 computer sono stati rubati via Parlagnot dalla scuola medie Lozer di Pordenone. In acquarzisi dalla robaria sono stati proprio gli studenti che adunque il preside hanno clamato gli sforzi dall'ordine. Alle undan perdute la comunità, alla dit il dirigente scolastico Vladimiro Giacomello, perché alle undan pa i nostri sfis. Sul fatto sono da ora investiga i carabinieri di Pordenone.
Spettacolar incidente alla strade osovane che di fortune però non l'ha causionat ferits gravis. Un camion chiamato di Glerie gli ha dato dentro a une macchine e alle lata finì dentro di un fossal fond ad orda la strade Jenfri Pagnà e Colorè di Montalban. Dopo soccorruzzi guidators, restati ferits, ma no in maniera serie, sono scominciati le complesse operazioni per spostare il veicolo pesante, con tune autogru e con chiars di soccorso stradale specializzati. La strada provinciale, un'evore trafficate, massime in quel momento, per gran passaggio di corrieris, e ieri state sierate per un biel toc con rallentamenti e codis. Via Nardini, la strada che mene di Baldasseria, via Palmanova a Udin e sarà mettude in seste, si potrà doprare in sicurezza in grazie dal nuovo marcepit, come che nus conte il vice sindic Loris Michelini. Voi avete approvato via Nardini, che è una via di collegamento tra via Baldasseria e via Palmanova, via di Palme, che praticamente collega due momenti importanti, perché in che due visdi passa tante in, e come lì è una strada che è stata abbandonata di tanti anni fa, lei ha domandato di intervenire, le proprietà dei banchini, quindi non poteva fare il marcepit alle private, dove si fa il frazionamento, con una legge questa come vignerà date e le proprietà al comune e non potremo costruire i marcepis anche con i percorsi di accesso ai privati, con tutte le dotazioni tatilo-plantari, si dice, cioè per i disabili, per le persone che hanno problemi, che non viodino, eccetera, eccetera, come che è anche dal programma ormai che noi a Udine stiamo facendo di anni. Via Nardini alvarà due passaggi, calchi al prim. E dopo sarà un secondo lot più in davanti al secondo, perché le vie si diramano in due bandi e quindi è giusto che vengono fatte sia di una banda che di che altre. A Udin, le associazioni di Borg Praclus sono da ora organizzati per tornare a fare la festa di San Valentin. Non spanti il programma l'assessore Maurizio Franz. Il 4 di febbraio è la festa dei innamorati, San Valentino, ma che sta grazie alle organizzazioni dal Borg e comincia la festa già la di prima, perché è glesiute dal Borg, e 3 mesi dopo di mese e sarà la benedizione dei sclavi di San Valentino e dal Pan, e dopo proseguirà le cerimonie religiose, la de dopo 10 mesi si mette glesiute e 6 dopo di mese, ma soprattutto torna che stanno le bancarelle, che fanno parte di una vecchia tradizione, perché la festa di San Valentino ha una sua storia che risale addirittura al 1689 e quindi sarà un momento di festa per i tanti cittadini di Udine, ma anche per i turisti e soprattutto sarà un momento che si torna a una normalità e voi di stare insieme, passeggiando per vie di quel bellissimo borgo che è il borgo prachiuso, ma naturalmente con grande attenzione al tema di sicurezza e quindi dove verranno di il Green Pass. A Trieste è stato presentato un nuovo modello di autobus cittadin tut alimentata a idrogeno. Anche mono le provvedut che queste nuove tecnologie può di essi doprade in maniere intensive, ma arriva a Italia e TPL FVG a chi ha alcun interesse a che nuovi veicoli di trasporto pubblico, che cadi poco si potrà doprare anche per dadis di lunghe percorrince e in dadis fur città. E anche per usgnota le dut si torna a vio di domandi serie agli snuv mancul vinc. Grazie e mandi.